Spareggio. Si è giocato tutto il campionato, il Matera superato nettamente sul campo di Molfetta, senza più benzina in corpo ma solo nervi e grinta. I biancoazzurri hanno lasciato via libera ai pugliesi, impegnati ma non più di tanto a chiudere alla grande il loro torneo. Appuntamento solo rinviato con la promozione probabilmente per l'11 Lucano, che ha dovuto lottare lungo tutto l'arco del torneo non solo contro avversari difficili ma anche contro enormi problemi societari, senza comunque mai entrare in crisi, senza mai perdere i contatti con i vertici della classifica. L'incontro di oggi e questo primo commento a caldo non tolgono nulla ai valori di tanti e compagni, bersagliati anche dalla sorte, come in quest'ultima giornata affrontata senza il proprio faro, Piero Caputo, fermato da un infortunio. Veniamo alla cronaca, è un errore della difesa lucana che libera il gol al 25esimo del primo tempo, l'avanti biancorosso di Napoli. Reagisce ma senza costruire molto il Matera, che perde nella ripresa anche Tanzi, espulso per un fallo su un avversario. Una colossale mischia al 38esimo sempre della ripresa, su cui il Matera chiama il rigore che l'arbitro non concede e il via per discussioni in campo ed incidenti sugli spalti. E dalla difficile ripresa del gioco il Molfetta raddoppia con Miccioli e l'addio definitivo ai sogni di gloria appena temperato dalla rete di Ferrante che dimezza le distanze. L'assenza di quell'autentico faro che è stato quest'anno Piero Caputo e di un pilastro del centrocampo quale Gigliotti hanno fatto la differenza a favore del Molfetta, miracolato pur senza avere uno specifico interesse dalla sorte e dal giudice sportivo. Pure avrebbe potuto farcela il Matera non avesse lasciato ieri fra i sassi la lucidità, la vivacità viste per quasi tutta la stagione. Un 2-1 che chiude le illusioni di questo campionato troppo travagliato e tuttavia troppo esaltante per essere valutato negativamente. Sentiamo Franco Di Benedetto. Non siamo riusciti tutte le volte che dovevamo fare il salto di qualità a prendere il largo. Oggi ancora una volta abbiamo sentito la partita e non abbiamo giocato con la lucidità e intelligenza necessaria. Sì, ma perché non siete riusciti mai a fare questo salto di qualità? Da che cosa dipende? Io ho l'impressione che è questione solo di sicurezza nei propri mezzi e di convinzione. Forse pure oggi, oltre al Molfetta che ha giocato la sua partita e si è impegnato allo spasimo, noi non dobbiamo dire che non ha concesso nulla il Molfetta, ha fatto la sua partita come è giusto che sia. Ha fatto la sua partita e ha fatto bene, solo che noi abbiamo dimostrato, e questo è il responso del campo, di non essere la squadra che può accedere alla C1. È un mezzogiorno abbondante di fuoco sportivo e meteorologico quando inizia il giorno più lungo del tifo materano. La carovana dei bus prende la via della non lontana Molfetta al seguito di una squadra che spera ancora nella promozione in C1 o quantomeno nello spareggio. Li ritroviamo a centinaia, i tifosi sugli spalti assolati dello stadio pugliese, in netta maggioranza rispetto agli ultra di casa che ostentano inizialmente una benevola indifferenza, un distacco dalle cose della vita e dello sport. Un punto fra Leonzio e Matera quando le squadre scendono in campo ed è parità dopo 5 minuti. A Castellammare è andato in gol contro il Leonzio la Juve Stabia. Gli animi si esaltano, le speranze crescono. Bene, Gigliotti, è arrivata la notizia che il Leonzio perde 1-0, qui il Matera pareggia 0-0. Speriamo che ci vada bene, perché è importante che il Leonzio perde, perché noi qua ce la metteremo. Insomma, con questo risultato Matera sul pareggio e Leonzio che perde già si va allo spareggio. Ma sicuramente speriamo pure di rimanere su questi risultati, che lo spareggio ci sta bene e poi ce la giochiamo tutta lì allo spareggio. L'orizzonte si intorbida alle 5 della sera, non solo perché il Leonzio ha impattato la prima volta, ma anche perché la mai donata banda del Buco, che alligna nella difesa materana, libera al gol l'unico pugliese che si sta dannando in campo, la punta sinistra De Napoli. Caputo qui dagli spalti si soffre forse più che in campo, intanto il Molfetta ha segnato e il Leonzio pareggia. Ma questo gol non ci voleva proprio, ci ha tagliato, almeno a me mi ha lasciato di stucco, perché stavamo giocando abbastanza bene, stavamo contenendo bene il Molfetta. Se non stava dominando il Matera, però stava giocando una buona partita, soprattutto sulla fascia sinistra riuscivano a rendersi pericolosi. Sì, abbiamo fatto quell'azione là all'inizio annuale, poteva essere espulso il giocatore loro, purtroppo questo gol adesso non ci voleva. Si va a riposo con brutti presagi, anche se la matematica continua ad alimentare ogni tipo di speranza.
Si punta anche nella sorte, molto in debito con i biancazzurri per l'intera stagione, ma è veramente il ricorso alla logica della disperazione. Risegna Juve Stabia e sta per farlo anche Molfetta, ma è grande Bruno a ribattere. Un paio di occasioni neppure tanto limpide per il Matera, sprecate in questa giornata, che porta a galla il gran logorio bianco-azzurro. Tanzi, ultimo difensore, mette giù un avversario lanciato a rete ed è il cartellino rosso per il capitano. Poi, poco dopo la mezz'ora, una colossale mischia sotto la porta del Molfetta. Errore delle punte lucane che sparacchiano sui difensori, richieste di un rigore che pare proprio non esserci. La rabbia si scatena sugli spalti, perdono la testa i tifosi che scendono in campo sfogando la delusione sui cartelloni. Perde la testa anche qualcuno in divisa che viola l'extraterritorialità della panchina per tentare una cravatta ai danni di Ciullo. Il gioco riprende in tempo per permettere ai padroni di casa di raddoppiare con Micciola, ma gli sguardi sono tutti per la tifoseria materana che inquieta l'altra metà dello stadio e così accade che la telecamera inquadri la gradinata e perde il gol di Ferrante che dimezza le distanze. I giochi sono fatti, promozione e rivederci a presto, magari già la prossima stagione, anche se c'è da rodersi il fegato vedendo come sono andate le cose.